Solomon Yeseose è sbarcato in Italia il 7 luglio scorso. È un ragazzo cattolico nigeriano di soli 26 anni, fuggito da un paese in cui non si sentiva al sicuro. Solomon ha infatti ottenuto, con un iter di 10 mesi, un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ho venuto qui per studiare, sì, anche per studiare e migliorare mia vita. Nel suo paese, Solomon aveva studiato come tecnico di laboratorio e faceva l'infermiere volontario in diversi ospedali. Io vorrei diventare un medico perché è mio padre. Era medico? Era medico, sì, era medico, sì. Oggi vive a Padova in un appartamento gestito dalla cooperativa COSEP con altre 8 persone. Segue diverse lezioni per imparare l'italiano, fa il volontario nella parrocchia di Pio X alla Stanga e il cambusiere nel gruppo scout della zona. Vuole integrarsi e trovare un buon lavoro per far venire qui anche la moglie e il figlio Wisdom, di 4 anni e 5 mesi. Vogliono avere una vita migliore qui e quindi è quello che ci chiedono ogni giorno. Quello che hanno bisogno è di imparare la lingua per poter avere quello che aspettano, perché molti di loro vogliono stare qui in Italia, trovare un impiego, lavorare e contribuire anche allo sviluppo del paese. Lui è Kanjiro Trigattiobe, coordinatore del progetto Richiedenti Asilo di COSEP, una delle 13 cooperative del Consorzio Veneto Insieme che si occupa di accoglienza diffusa dei profughi. La cooperativa ha cominciato a lavorare in questo ambito a Padova solo da maggio scorso e ad oggi conta ben 16 profughi in 2 appartamenti, uno all'Arcella e l'altro in zona Stanga. Prima di Padova e anche oggi, COSEP lavora in questo ambito a Vicenza con 58 richiedenti asilo, ospiti in 3 distinte strutture. Io credo che sia proprio compito di noi operatori, di noi educatori del servizio di accoglienza, quello di garantire una salute fisica e psicologica soprattutto delle persone che noi ospitiamo. È compito nostro indirizzare la persona che manifesta un disagio, un disturbo da stress post-traumatico verso enti, istituzioni capaci a gestire ed aiutare questa persona a stare meglio.